Questa è una città come tante altre, con i suoi palazzi, le sue strade, le chiese e le piazze piene di sole, ma purtroppo anche con i suoi vicoli, stradette buie e povere, ma dove le tradizioni sono più fedelmente custodite dal popolo ed avendo solide radici sono più difficili a sparire. Il popolo semplice ama il passato, è attaccato ad esso, ne coltiva religiosamente gli usi ed eccone un esempio. Pulcinella. Le altre maschere sono ormai tutte sparite, ma Pulcinella rimane. Si aggiorna ai tempi e quindi litiga con un carabiniere. Sono le classiche guarattelle napoletane. È qui che Pulcinella si attacca ancora alla vita e, come i famosi attori della commedia dell'arte, intrattiene il pubblico improvvisando. Buffone e sciocco, si lascia bastonare e bastona, canta e prende il mondo con filosofia. L'origine delle maschere si perde nella lontananza dei tempi. Pappus e Maccus, figure delle antiche commedie romane, furono sicuramente avi di alcune nostre maschere, come i servi furbi o sciocchi della commedia dell'arte, chiamati appunto zanni. Proprio dai primi zanni derivano due maschere tra le più famose, Arlecchino e Brighella, di origine bergamasca. In principio i loro costumi erano interamente bianchi, ma poi Arlecchino cambiò perché, a furia di essere rattoppato con stoffe di colore un giorno si trovò il vestito fatto di sole toppe, disposte più tardi simmetricamente a forma di triangoli o di lasanghe. Fu l'attore Alberto Gavazzi, detto Ganassa, che verso il 1570 lo rese celebre. In seguito, per esigenze teatrali, nacque anche un'Arlecchina in gonnella. Spesso questi attori non tralasciavano alcun mezzo pur di far colpo sul pubblico e una trovata, una battuta inventano il successo e la fama. Ma non bastava essere attori, si doveva saper cantare, suonare ed essere perfino acrobati. E non solo gli uomini, ma anche le donne. Lo Scaramuccia Fiorilli, ad 83 anni, distribuiva in scena schiaffi con la palma del piede. Pensate se un attore ai nostri giorni volesse recitare, per esempio, La piccola città così. Sarebbe divertente, no? Ma le maschere non ridono soltanto, sanno anche piangere. Chi può dimenticare gli amori romantici e sconsolati dell'eterno innamorato Pierrot? Vicino a lui è Colombina che gli ha rubato il cuore, ma Arlecchino è più furbo di Pierrot. Meno astuta di Colombina, ma molto più romantica, è la figura di Isabella, la maschera creata da una delle più famose attrici della commedia dell'arte, Isabella Andreini, e dalla quale prese il suo stesso nome, Isabella. Piene di divertente brio erano le servette, chiamate tutte con leziosi nomi come Fiorinetta, Franceschina, Argentina, Corallina e Silvia. Il marito di Isabella Andreini, Francesco, impersonò il tipo di capitano spaccone e millantatore che fu chiamato in vari modi, come Capitan Spaventa, Capitan Fracassa o Capitan Sangue e Fuoco. Ecco come apparve nel XVI e poi nel XVII secolo un altro famoso personaggio, Pantalone. Brontolone, bonario, spesso vittima e non di rado anche becco. Come vedete, certe cose sono uguali in tutti i tempi. Altre maschere poi erano chiamate solo con il nome del mestiere che esercitavano sul palcoscenico, ed ecco lo speziale, il notaio e il medico, naturalmente con tanto di ricetta. Vi era poi il Tartaglia, figura classica che attingeva lo spunto della sua comicità dal fatto di essere balbuziente e di travisare quindi ogni parola. Ecco come nacque nel 600 e come si trasformò poi nell'800. Ed ecco Mezzettino con Stenterello e il romanissimo e litigioso Rugantino dalle gambe non certo invidiabili, ma non triste come Agonia, al quale non potevano dare un nome più appropriato.
Ma presto i comici italiani furono conosciuti e apprezzati in tutta Europa e andarono persino a Parigi a recitare in francese, unendosi ai maggiori attori dell'Opéra Comique, che erano i rappresentanti del teatro francese di quell'epoca, come la Favart, il Veronese, Madame Sylvia, Carlin, Colombe e il Thomasin. Il bolognese Domenico Biancolelli fu il più grande arlecchino di tutti i tempi, tanto che alla sua morte tutta Parigi lo pianse e Colombina, a nome di tutti i suoi compagni, consegnò a Mezzettino la maschera e lo stocco del morto, simbolo della successione al grande arlecchino. Ma in seguito i successi generarono le gelosie dei comici francesi, che riuscirono ad ottenere dal re un decreto di espulsione da Parigi di tutti i comici italiani. Tutti questi grandi attori ebbero grandissima influenza sui teatri di tutta Europa e spesso Molière si ispirò a loro e al loro teatro, ed anche Shakespeare, senza dubbio, trasse ammaestramenti dalla commedia dell'arte, mentre in seguito Goldoni si avvalse ancora di talune maschere e ne rispettò i ruoli, come nella sua commedia La figlia ubbidiente, dalla quale vedrete ora due brevi scenette. Cosa fa, signor Pantalone? Il nostro patron sta bene. E Sofia? La se fanno vista. Lo so, col conte Ottavio, non è vero? Sì, Conilo, se ti sapessi che cavalier generoso. Lo so, siamo amici. Amici. Avevamo di stare insieme anche stamattina, se pratichemmo con confidenza. Ma se lei è un siorasso grande e ricco. E mi? Cosa credi tu che sia? Cos'è sto diventa? Contemi, caro ti. Arlechin, questo darme del titi la passerà mal. Caraela la me conta. Tutti sa che signor Olivetta è la prima ballerina d'Europa. Cosa mo vuol dire? Cosa mo vuol dire? Vuol dire che avemmo un mondo de roba, un mondo de bessi, un mondo de sogge. Uè, fino all'orinal d'argento. Prego il cielo, posso avere anche il cantaro d'oro. Arlechin, se ti vedessi che figura che fa le mie vissere sul teatro. Che roba! Gli uomini, i cascamorti qui la vede. E se butta fuori dai palchi, un solo l'altro, casca al teatro e il precipita. Non si può star saldi. Prego il cielo, non lo vedere mai. Perché mo? Se casca al teatro non me vorrà copare. E dove sei lo, signor Florindo? Lo troverò mi. Fermatevi! Non lo sposerà tu volentieri, signor Florindo. Caro signor padre, lasciatemi in pace per amor del cielo. Lo troverò mi. Va bene? Vieni qua. Vieni qua. Qua, signor Sì, Florindo. la disperazione qui mi condusse. Perfida! A me questo, voi non mi amate. Qual ragione avete voi di dirlo? Se mi amaste non avreste arrischiato la mia reputazione. Dovevo dunque lasciare... Basta! Noi altri sapevamo che avevo le ben. Via. Tieni la mano che ve lo comando mi. Lo farò per obbedirvi. Solamente per obbedire al padre? Sì, lo faccio per obbedirlo. Vi basti però di sapere che in tutte le circostanze della mia obbedienza a nessun comando mi sono con maggior piacere rassegnata. Ora, quelle antiche e gloriose maschere hanno abbandonato le ribalte e il clamore degli applausi per rifugiarsi nel silenzio dei musei dove dormono il loro sonno coperto da un leggero strato di polvere e di malinconia. I volti che dettero loro vita giacciono fissi nella immobilità delle miniature e solo Pulcinella, più fortunato tra tante maschere, fa ancora udire di tanto in tanto la sua voce. Scacciato dai teatri si è rifugiato alla periferia, in mezzo al popolo minuto, dove è ancora compreso e amato, dove nessuno lo ha dimenticato e può sentire ancora lo scroscio degli applausi. Finché ci sarà lui, la commedia dell'arte rimarrà viva nella storia del teatro.